Si sono ritrovati in campo San Maurizio, a pochi passi dalla prefettura di Venezia, per testimoniare il disagio dei lavoratori di un comparto messo a dura prova da una pandemia che continua a tenere sotto pressione l'intero paese. Il personale sanitario è in sciopero nazionale assieme a diversi altri settori dell'amministrazione pubblica contro la legge di bilancio 2021. Alla luce dell'emergenza Covid chiedono lo sblocco delle assunzioni e un'indennità professionale specifica. Lo stipendio medio oggi di un infermiere che lavora in area Covid con i turni di 1.600 euro nette, con tutte le responsabilità che ci sono collegate. Pensiamo che proprio recentemente sia la Germania che la Francia hanno aumentato lo stipendio netto mensile a 250 euro, per cui noi richiediamo che quel contratto di lavoro valuti proprio rifinanziando il sistema di riclassificazione del personale con un'integrazione del contratto e riporti gli stipendi almeno a 2.000 euro. Andrea Maschera è il presidente dell'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle professioni sanitarie delle province di Venezia e di Padova. A reggere l'urto di questa pandemia ci sono tanti uomini e donne appartenenti a professioni sanitarie meno blasonati. Non ci sono solo infermieri e medici, ma anche tecnici di radiologia, di laboratorio, della prevenzione. Anche loro in prima linea e del quale paghiamo un ampio scotto anche di deceduti. Proprio perché l'emergenza purtroppo non è più un'emergenza, ma è un evento che speriamo finisca presto, strutturato, è importante andare a riconoscere la responsabilità e professionalità di queste figure, proprio in tutte le filiere della sanità pubblica che noi vogliamo difendere e mantenere.